Oggi vi proponiamo i nostri famosi gnocchetti sardi con un condimento avvolgente e delizioso a base di panna. Scopriamo subito come preparare il mallo reddus alla sassarese. Iniziamo subito prendendo una pentola piena di acqua a cui aggiungeremo del sale grosso che andremo poi a mettere sul fuoco. Nel frattempo, mentre aspettiamo che l'acqua raggiunga il bollore, andiamo a preparare il condimento. Prendiamo un pentolino e versiamoci la panna arborea. Saliamo con una manciata di sale fino e poi lentamente andiamo a incorporare la semola, continuando a mescolare in maniera costante così da evitare che si creino i grumi. Cuociamo a fuoco lento per 15 minuti fino a ottenere una consistenza cremosa. Torniamo alla nostra pentola con l'acqua. Raggiunto il bollore, possiamo versare gli gnocchetti. Facciamoli cuocere, quando saranno al dente e scoliamoli. Versiamo il mallo reddus e condiamo con la nostra salsa a base di panna. Manca il tocco finale. Spolveriamo con il Gran Campidano arborea grattugiato. Ed ecco qui, il mallo reddus alla sassarese. Facilissimi da preparare, buonissimi da gustare. Scopri tutta la gamma di panna arborea.